L'Argav, l'Associazione dei giornalisti agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige, ha da tempo instaurato un rapporto di amicizia con la comunità di Segusino, dove da alcuni anni, soprattutto i giovani, sono impegnati a valorizzare il territorio e le tradizioni locali. È una di quelle che noi chiamiamo le comunità resistenti. Troviamo a Segusino, un piccolo paesino di 2000 abitanti ai confini tra provincia di Treviso e provincia di Belluno. Nello specifico siamo nella Valle dei Mulini, una valle che è attraversata dal torrente Riu, un affluente del Piave. Questa valle è molto caratteristica perché per la conformazione geologica è fatta di un agglomerato calcareo di piccoli sassolini tenuti insieme dalla forza del terreno. La costruzione dei mulini della Valle della Riu si perde nella notte dei tempi, è nota invece la loro dismissione, quindi con l'avvento della rivoluzione industriale e dell'energia elettrica vengono dismessi questi mulini e da lì inizia l'abbandono che vediamo anche oggi purtroppo, che di quello che erano i mulini di un tempo rimane solo purtroppo qualche rudere. Vedete come è fatta questa roccia? Sono tutti sassolini agglomerati, quindi facevano questi muraglioni per tenere su appunto la collina. Sopra qui ci sono le case della borgata di Rivagrassa. La Valle dei Mulini è l'inizio naturale del percorso della Valle della Riu. La seconda parte del percorso invece è caratterizzata dal recente restauro dei ponticelli che per ben 8 volte attraversano il torrente Riu. Troviamo all'inizio del percorso dei ponticelli della Valle della Riu, ci troviamo in località Cal del Pont, alla destra, alla mia destra la località, la borgata di Rivagrassa, l'antica borgata di Rivagrassa, alla mia sinistra la borgata di Rivasecca. Adesso saliamo verso il borgo Stramare. Questo è il primo di 8 ponticelli, quello più largo, poi i successivi sono tutti ponticelli più a misura di uomo, più a misura di bicicletta. Ecco, qui lungo il percorso abbiamo tutta una serie di piccole risorgive, delle piccole sorgenti naturali. Queste piccole sorgenti appunto vanno a confluire nel torrente Riu. Tipo, i ponti sono 8, giusto? Degli 8 ponti della Valle della Riu.
questo ponte in poi fino al Borgo Stramare, la particolarità è che questi ponti sono stati portati in questo posto con un elicottero. Questo perché il sentiero da qui in poi si restringe e per non rovinare, per non deturpare il paesaggio, per non passare con dei mezzi operativi, si è preferito appunto portarli dall'alto. Qui siamo all'ultimo degli 8 ponticelli del percorso della Valle della Riu. La prossima tappa è il Borgo Stramare. Qui siamo arrivati al termine, alla conclusione del percorso della Valle della Riu. Siamo al 600° Borgo Stramare. Stramare è questa piccola borgata a frazione di Segusino che raggruppa appunto queste case ancora caratteristiche fatte in muratura, quindi un borgo antico, un borgo del 600 nella storia si racconta, e qui si conclude il sentiero della Ponticelli della Valle della Riu.